benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Scandalo mafia in regione, arrestato per tangenti intascate da Cosa Nostra il dirigente Giancarlo Teresi, indagato per concorso esterno e corruzione il neodirettore generale del Policlinico di Messina Iacolino. Per gli investigatori era a disposizione del capomafia di Favara, arrestato per le mazzette a Teresi. Ma c'è chi resiste alla mafia. Misil Meri, un imprenditore edile che per la terza volta ha subito danni agli automezzi della sua azienda, si tratta di intimidazioni di Cosa Nostra che pretende il pizzo, ha presentato una nuova denuncia ai carabinieri. Nessuno dice può estorcermi denaro. Caro gasolio, a Palermo la Coldiretti denuncia gli aumenti del carburante agricolo, parla di vergognosa speculazione e presenta un altro esposto nel capoluogo dopo quello di ieri a Roma. Il ministro Lollobrigida, il governo lavora a soluzioni per aiutare gli agricoltori. Il ministro Nordio smentisce, certo che si scuserà, Giusy Bartolozzi, sua capo di gabinetto, nel nostro programma Al Punto, aveva definito la magistratura un plotone di esecuzione. Le opposizioni ne chiedono le dimissioni. Niscemi è confermato, frana la terra anche attorno al MUOS. Il sindaco fa richiesta formale di chiarimenti al comando della base statunitense di Sigonella. Agrigento entra nel clima della festa del mandorlo in fiore. Musiche e danze dei gruppi folcloristici animano piazze e strade. Al Teatro Pirandello, spettacolo per le scuole con i bambini del mondo. Calcio, Catania in crisi, lo scialbo pareggio interno con la Casertana si inserisce nel momento più delicato della stagione rossa-azzurra, con solo 2 vittorie nelle ultime 8 partite. Adesso va salvaguardata la stagione. In Serie B, dopo la vittoria sulla Carrarese, il Palermo ha già la testa al big match di sabato contro il Monza, secondo in classifica. Inzaghi, dovremmo continuare a fare bene. Bentrovati, scandalo mafia alla regione siciliana. Arrestato per tangenti il dirigente regionale Giancarlo Teresi. Indagato il neodirettore del Policlinico di Messina Salvatore Iacolino. Entrambi sono poi accusati di aver agevolato il boss agrigentino di Cosa Nostra, Carmelo Vetro, servizio di Emanuela Corsi. È l'ennesimo terremoto che scuote il palazzo della regione, dove la mafia cerca di tessere rapporti e intrecciare i suoi interessi con esponenti apicali della pubblica amministrazione. Protagonisti di questa nuova inchiesta, coordinata dalla Procura di Palermo, il dirigente regionale Giancarlo Teresi e un imprenditore di Favara, mafioso e massone, Carmelo Vetro. Entrambi sono finiti in manette con l'accusa di corruzione aggravata. Arrestato già per corruzione 6 anni fa e ancora sotto processo, Teresi continuava a rivestire ruoli di vertice all'interno della regione, oltre l'età pensionabile. Spostato dal Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti al Dipartimento Regionale Tecnico, ha mantenuto comunque le vecchie funzioni, occupandosi di appalti. Teresi e Vetro, secondo l'inchiesta, avrebbero stretto un patto corruttivo per ottenere alcuni lavori pubblici in cambio di tangenti. A finire nell'inchiesta della DDA anche un nome eccellente della sanità siciliana, Salvatore Iacolino, neodirettore del Policlinico di Messina, ex europarlamentare del PDL e dirigente regionale, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. La procura ha disposto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici del manager. Secondo i magistrati, Iacolino avrebbe messo a disposizione del boss di Favara, suo compaesano e già condannato a 9 anni per associazione mafiosa, l'influenza e la rete di relazioni costruite grazie al ruolo di dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'assessorato alla salute e alla sua esperienza politica, contribuendo al rafforzamento del clan di Favara. Sempre secondo l'accusa, Iacolino avrebbe compiuto atti contrari ai propri doveri d'ufficio attraverso continue sollecitazioni nei confronti dei vertici dell'ASP di Messina su procedimenti amministrativi indicati da Vetro. L'ex eurodeputato avrebbe poi omesso di segnalare che Vetro era stato condannato per mafia
mafia e avrebbe anzi agevolato la creazione di canali riservati per fargli ottenere lavori nel settore pubblico. In cambio avrebbe ricevuto finanziamenti per campagne elettorali e promesse di assunzioni di lavoratori. Ma c'è chi resiste a Cosa Nostra. Terza intimidazione nel giro di pochi mesi ai danni di un imprenditore di Misilmeri, in provincia di Palermo. Lui denuncia e avverte gli estorsori mafiosi. Qui troverete sempre la porta chiusa. Manlio Viola. Una vera e propria sassaiola contro i mezzi dell'impresa impegnati in diversi lavori in provincia di Palermo. Ancora danneggiamenti e intimidazioni ai danni della ditta di Giusto Giordano che sta eseguendo alcuni appalti. È il terzo episodio che l'imprenditore denuncia ai carabinieri nel giro di poche settimane. Questa volta i suoi autocarri sono stati oggetti di una vera e propria sassaiola. Sassi di varie dimensioni sono stati lanciati probabilmente con l'uso di fionde o strumenti simili. La conseguenza è stata gravi danni alle carrozzerie e vetri andati in frantumi. Nell'arco di pochi mesi è il terzo episodio denunciato da Giordano alle forze dell'ordine. Un primo caso si registrò nel territorio di Casteldaccia, con danneggiamenti anche in quel caso ai finestrini degli automezzi parcheggiati in un cantiere lungo la strada statale 113. A seguire, poche settimane dopo, in un altro cantiere, a Piano Stoppa, in territorio di Misilmeri, l'imprenditore trovò i lucchetti della recinzione della struttura sigillati con la colla nel classico stile usato per avvertire di una richiesta di pizzo imminente. In entrambi i casi l'imprenditore si è rifiutato di pagare e anche questa volta manda un messaggio agli uomini del racket. Il mio messaggio è chiaro, dice Giordano. Chiunque abbia intenzione di estorcere denaro da me troverà sempre la porta chiusa. Io sono sempre per il rispetto della legalità e non ci sarà mai spazio per dubbi o tentennamenti. Continuerò a lavorare come ho sempre fatto dalla mattina alla sera per andare a dormire con la coscienza a posto. A Corleone ricordato Placido Rizzotto, il segretario della Camera del Lavoro rapito e ucciso dalla mafia 78 anni fa. Gli alunni della scuola primaria hanno letto poesie e esposto disegni dedicati al sindacalista della CGIL. A seguire la proiezione del film di Pasquale Scimeca sulle coraggiose denunce di Rizzotto contro Cosa Nostra. Paura al pronto soccorso dell'ospedale di Licata. Un uomo ha tentato di aggredire una guardia giurata con l'azza metallica di una flebo. L'intervento dei medici prima e della polizia dopo ha evitato il peggio. L'uomo è stato denunciato. La mafia è un'organizzazione anticristiana. Netta la posizione della Conferenza Episcopale di Sicilia. Nella diocesi di Acireale tutti i vescovi dell'isola riuniti per programmare le prossime sfide sociali e culturali. Fra i temi affrontati anche quelli della guerra e della pace, con una veglia di preghiera questa sera alle 20 nel santuario di Valverde. Adelaide Barbagallo. I vescovi di Sicilia riuniti per la sessione di primavera della Conferenza Episcopale Siciliana per alcuni giorni di confronto, riflessione e programmazione pastorale sulle sfide che le chiese dell'isola sono chiamate ad affrontare, fra tutti il tema della pace. Se già nelle nostre comunità, nei nostri territori viviamo con aggressività il rapporto con gli altri, con le istituzioni, tra parti, allora questo già sono premesse per una guerra. E quando poi succedono le guerre veramente tali tra i popoli, allora comprendiamo il fallimento dei nostri sforzi. Il Papa ci ha invitato già a giugno a che nelle nostre comunità siano luoghi di riconciliazione e di pace. Forte e chiaro viene ribadito l'impegno contro la mafia. L'organizzazione mafiosa è una cosa anticristiana e antiumana. Ora, per quanto noi dobbiamo tentare comunque di evangelizzare, cioè di annunciare il Vangelo della salvezza anche alle persone della mafia, perché mica sono il diavolo, sono figli di Dio come tutti noi, il Vangelo è venuto per loro, e Gesù ha detto io sono venuto per gli ammalati, non per i sani, e quindi anche se noi dobbiamo guardare e cercare di annunciare anche alle persone della mafia il Vangelo, dicendo però non va, devi convertirti, devi cambiare, la via che hai scelto nella tua vita è una via sbagliata. E sui giovani? Dobbiamo avere il coraggio di essere più netti nell'annuncio e direi anche nel vivere e presentare le esigenze del Vangelo. Caro gasolio e blocco delle rotte commerciali, la Coldiretti torna a alzare la voce, a rischio oltre 2 miliardi di export made in Italy. Stanno speculando, è vergognoso, dice da Palermo il presidente nazionale dell'organizzazione, Marco Gullà.
dall'aumento dei costi di produzione con il prezzo del gasolio agricolo alle stelle al blocco dei traffici commerciali legato alla guerra in Iran. Gli agricoltori della Coldiretti alzano la voce e lo fanno a Palermo in un incontro con i vertici nazionali e il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Se prima il problema era riuscire a coprire i costi di produzione, con questo rincaro così alto sicuramente abbiamo un grande problema, perché già siamo fuori dai costi di produzione. Penso che sia vergognoso quello che sta avvenendo in termini speculativi. Sappiamo che nei prossimi mesi ci potrebbero essere degli aumenti, ma è altrettanto chiaro che quello che è avvenuto negli ultimi giorni è solo ed esclusivamente speculazione. Un incontro a porte chiuse, quello del Teatro Politeama, con il ministro dell'agricoltura. Imprenditori e produttori chiedono al governo di intervenire e salvaguardare le imprese del Made in Italy. In queste ore ovviamente stiamo affrontando una questione di carattere internazionale molto rilevante, che non dipende da noi, della quale subiamo le conseguenze, e ovviamente il governo sta mettendo in campo tutte le ricette utili, anche in coordinamento con le associazioni del settore, per poter andare incontro ai nostri agricoltori. Ricordiamo che l'Italia è l'unica nazione europea a mantenere l'incentivo per quasi 1 miliardo per il gasolio agricolo, per mettere in condizione le nostre aziende di continuare a produrre ed avere dei costi che riescano a garantire l'economicità dell'azienda. Il referendum sulla magistratura si avvicina e sempre più tensione fra il fronte del sì e quello del no fanno ulteriormente alzare la temperatura gli attacchi alla magistratura del capo di gabinetto Bartolozzi. Nella nostra trasmissione Il Punto la corregge il ministro della giustizia Nordio. Le opposizioni ne chiedono le dimissioni. Maglio Viola. E bufera su Giusy Bartolozzi, la siciliana capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio. Una bufera che nasce dalle parole pronunciate durante la trasmissione Il Punto, che hanno fatto saltare sulla sedia praticamente tutti. E adesso a intervenire lo stesso ministro Carlo Nordio, che invita Bartolozzi alle scuse, anche se sottolinea che le parole sono state decontestualizzate. Mi dispiace per le parole usate dal mio capo di gabinetto, dice il ministro, anche se pronunciate nel contesto di un confronto televisivo lungo e acceso. Quell'affermazione è apparsa un attacco all'intera magistratura. Ma cosa aveva detto Bartolozzi? Eccole le parole del magistrato che oggi è capo di gabinetto del ministro. Io faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle. Votate sì, e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione. Fammi replicare perché questo è falso. È vero, lo sai bene. Dal fronte del no è una pioggia di richieste di dimissioni indirizzate a Bartolozzi, ma Nordio ora precisa anche: è chiaro a chiunque in buona fede che la riforma non indebolisce in alcun modo la magistratura, né intende attaccare i magistrati, bensì punta a restituire loro prestigio e autorevolezza. Il dibattito era partito da alcune considerazioni espresse in un videomessaggio della Premier Giorgia Meloni. Per la Presidente del Consiglio, infatti, si è creato un clima di forte confusione, polemiche, semplificazioni, slogan e talvolta informazioni parziali o peggio completamente distorte. Nicemi, dopo il nuovo fenomeno di erosione segnalato vicino al MUOS, il sindaco conferma la gravità dello smottamento e chiede informazioni alla base militare statunitense di Sigonella, GR Italia. Frana la terra attorno al MUOS e il sindaco chiede chiarimenti agli americani. Una richiesta formale è stata inviata dal comune di Niscemi al comando della base statunitense di Naval Computer and Telecommunication Station di Sigonella, dopo il fenomeno di erosione segnalato sul versante che costeggia l'area dove sorge il MUOS, il sistema di comunicazioni satellitari della Marina Militare Americana. Il sindaco Massimiliano Conti ha effettuato un sopralluogo sul fronte dello smottamento per verificare lo stato dei luoghi e valutare possibili rischi. C'è un fenomeno di erosione e quindi abbiamo chiesto notizie circa gli interventi e la pericolosità e lo stato dei luoghi e quello che potrebbe accadere nell'ipotesi in cui il fronte di erosione si dovesse ampliare. A segnalare il nuovo fronte erosivo erano state alcune immagini diffuse dal coordinamento regionale NOMUOS che hanno riacceso l'attenzione su un territorio ancora segnato dalla frana che lo scorso 25 gennaio ha colpito il centro abitato. Intanto la procura di Gela prosegue l'indagine per disastro colposo aperta dopo quello smottamento. Agli atti del fascicolo entrerà anche la
la relazione dei tecnici dell'Università di Firenze, coordinati dal geologo Nicola Casagli, incaricati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile di analizzare l'evoluzione del fenomeno franoso. La relazione la conoscevamo, ne avevamo già parlato, l'avevo esposta al Comitato Frana. Chiaramente è un evento franoso di una portata eccezionale, come è stato più volte detto, e chiaramente va ulteriormente approfondito ogni elemento per capire l'evoluzione e gli interventi di salvaguardia che devono essere necessariamente fatti. Secondo il rapporto, basato su sopralluoghi e dati satellitari, il rischio resta elevato e la frana è ancora attiva. La scarpata principale potrebbe evolversi ulteriormente, coinvolgendo edifici vicini al margine instabile e compromettendo anche tratti di viabilità strategica. Un quadro ancora in evoluzione, mentre a Niscemi l'attenzione resta alta su una frana che gli esperti definiscono tutt'altro che conclusa. Caltanissetta, 35 lavoratori in nero e irregolari sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza durante controlli a 7 ristoranti, 3 in città e gli altri in provincia. Le ispezioni hanno fatto emergere inoltre l'uso di contanti per il pagamento degli stipendi, in violazione dell'obbligo di tracciabilità, e l'omessa consegna dei cedolini paga. Crisi all'ISAP Packaging di Aci Sant'Antonio nel Catanese. 45 lavoratori rischiano il licenziamento e occupano la fabbrica. I sindacati respingono l'offerta economica dell'azienda, che definiscono umiliante, e chiedono garanzie per le famiglie coinvolte. Roberta Lunghi. Protesta e tensione nello stabilimento ISAP Packaging di Aci Sant'Antonio nel Catanese, che produce stoviglie packaging rigido per l'industria. I lavoratori hanno occupato la fabbrica dopo l'incontro con l'amministratore delegato dell'azienda con sede a Verona, che ha annunciato la chiusura del sito e il licenziamento collettivo di tutti i 45 dipendenti. Al centro dello scontro l'offerta economica proposta dall'azienda, un contributo di 5.000 euro per ogni lavoratore, una cifra che i sindacati hanno respinto, definendola umiliante, disattese le loro richieste. Noi abbiamo proposto una cassa integrazione che ci permettesse di fare un tavolo tecnico con la Regione per ricercare imprenditori anche sul mercato, per il rilancio dell'azienda. L'azienda ha detto no a tutto, le aziende devono venire per investire, non per depredare. Alla base della scelta, secondo i vertici aziendali, ci sarebbero gli alti costi di gestione e la posizione geografica ritenuta troppo decentrata. Preoccupazione sul territorio è stata espressa dal sindaco di Aci Sant'Antonio Quintino Rocca, che parla di un colpo durissimo per l'economia locale e per le famiglie coinvolte. Il primo cittadino ha annunciato di avere scritto al presidente della regione siciliana Schifani per chiedere un intervento delle istituzioni. Catania, bella e sporca, la doppia faccia della città tra bellezza e monnezza. Pioggia di recensioni negative dei turisti. Al TG Sicilia parla il titolare di 2 B&B. Troppo degrado, sono indignato, frustrato, prima o poi, dice, mi esplode il fegato. Tonino De Mana. Basta semplicemente andare nel sito del comune di Catania, Pay Tourist, per leggere le recensioni, come ad esempio Santo dice che la città è veramente carina, però è molto sporca e poco curata, è un vero peccato. Bella e sporca. Quante volte è stato detto e quante volte viene scritto. La recensione appena letta da Daniele Salmeri, titolare di 2 B&B in pieno centro a Catania, fa male, molto male per chi vive di turismo. Il problema è che non si tratta di un messaggio isolato, ma di una caterva di commenti negativi pubblicati direttamente nel portale Pay Tourist del comune di Catania. E basta fare un giro nel centro storico per avere conferma, con le immagini che parlano da sole. Qui siamo sotto gli archi della Marina e il primo impatto per chi arriva dal mare non è gratificante. E va peggio alla Civita, dove strade e marciapiedi sono invasi di spazzatura e mobili abbandonati. Lei ha mandato un messaggio di WhatsApp dove dice prima o poi mi esplode il fegato e scappo via lontano da questa nazione. Perché? Sono stanco di combattere contro i mulini a vento. Ho cominciato a mandare segnalazioni continue sia al comune di Catania, alla polizia municipale che anche alla Gema. Nessuna risposta da parte di nessuno e mi sento abbandonato. Daniele si sente solo e abbandonato anche lui. Non sappiamo più cosa fare. Mentre colleziona recensioni negative, Catania colleziona buste piene di spazzatura, come in via Giovanni di Prima, angolo via Ventimiglia. Non solo rifiuti. Di fronte si possono anche notare un bel frigorifero, un paraurti ed un pneumatico. Benvenuti a Catania, città bella e sporca. Aiuto!
Cambiamo atmosfera, Agrigento entra nel clima della festa del mandorlo in fiore, musiche, danze dei gruppi folcloristici che animano piazze e strade e al Teatro Pirandello spettacolo per le scuole con i bambini del mondo. Jerry Italia. Agrigento entra nel cuore della festa, la città si accende di colori, suoni e tradizioni. È il popolo del folklore internazionale a invadere piazze e strade, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal palco di Piazza Cavour alla Via della Vittoria, musiche e danze raccontano popoli ed entità lontane, ma unite dallo stesso linguaggio universale, quello della cultura e della tradizione. E questa mattina l'entusiasmo si è spostato al Teatro Pirandello, dove si sono tenuti 2 spettacoli dedicati alle scuole. Protagonisti i gruppi del Festival Internazionale dei Bambini del Mondo, accolti da centinaia di studenti. Sul palco si sono alternati canti, danze e costumi tradizionali provenienti da diversi paesi, in un viaggio tra culture che ha coinvolto e affascinato il giovane pubblico. Un momento di festa e di incontro che mette al centro i più piccoli, ambasciatori di amicizia e dialogo tra i popoli, nel segno del folklore e della condivisione. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio. Il Catania è in crisi dopo il pareggio interno con la Casertana e il Palermo con la testa al big match di sabato contro il Monza. State con noi, vi aspettiamo. Calcio, dopo il pareggio con la Casertana, a Catania si ragiona sul futuro. Toscano, che ha diretto l'allenamento di oggi, ha raccolto solo 2 vittorie nelle ultime 8 partite. Marco Carli. Il momento più delicato, il peggiore della stagione rossa-azzurra. Il primo posto lontano 12 punti, le inseguitrici che si avvicinano, una seconda piazza che alla luce del trend attuale, 2 sole vittorie nelle ultime 8, sembra in bilico. Il Cosenza è a -5. Così il giorno dopo uno scialbo pareggio con la Casertana, con i soliti affanni offensivi del Catania, con un difensore, Miceli, che diventa l'uomo più pericoloso, con le dichiarazioni poi sulla prestazione. I ragazzi hanno fatto la prestazione, hanno dato tutto, quello che avevano, quello che potevano dare, hanno trovato una squadra che si è difesa ad oltranza, a perdere tempo, il secondo tempo si è giocato anche pochissimo, ha creato le sue opportunità come sempre per andare in vantaggio, non ci siamo riusciti, però i ragazzi hanno dato tutto, hanno fatto la prestazione, peccato per il risultato che non è arrivato. Anche in queste ultime 3 partite ci sono stati dei margini di crescita, è mancato il risultato, è vero, però dobbiamo continuare a lavorare. I ragionamenti sul futuro sono in atto, anche legati alla panchina, con alcuni nomi che circolano come Caserta, che va però a Empoli, ma fondamentalmente con una stagione che non va sprecata, perché saltato il primo posto, il secondo diventa una condizione importante per i play-off, a cui la squadra deve arrivare in modo diverso rispetto all'attuale. Toscano, che ha guidato la seduta mattutina, intanto risponde così alle domande sul rapporto con la società e sul dialogo con i dirigenti. Un confronto sempre continuo, di quello che si può fare meglio, di quello che è l'andamento della settimana, del campionato. Dopo la vittoria sulla Carrarese, il Palermo inizia a lavorare in vista della fondamentale partita di sabato, quella fuori casa contro il Monza, secondo in classifica. Inzaghi dice: dovremo continuare a fare bene. Marco Goulart. La partita di sabato a Monza fino adesso è la partita più importante della stagione. Il Palermo ci arriva dopo la vittoria sulla Carrarese grazie al 20° gol di Poyampalo. Una vittoria pesante che proietta la formazione siciliana verso il secondo posto, ora distante 3 punti, occupato proprio dal Monza. La gara di sabato al Power Stadium diviene quindi fondamentale per il cammino dei rosanero, anche se davanti c'è pure il Frosinone, outsider del torneo. Dobbiamo continuare, su questa strada. È una partita che qualsiasi giocatore vorrebbe giocare, ci siamo avvicinati sensibilmente, adesso siamo tutti dentro, dobbiamo andare a fare una grande gara. Torneranno Pierozzi e Blen dopo la squalifica, ma il Palermo ovviamente punta tutte le sue fiche sul suo cannoniere Principe. Sabato arriva una grande partita contro Monza, noi sei 3 punti da dietro, aspettiamo una step avanti per tutti, non solo per tutte le squadre, ma anche io, anche di tutti i staff.
Biglietti già a ruba per il settore ospiti, trasferta aperta anche ai tifosi rosanero residenti in Sicilia. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.